Ciao amici, amici frescalettare e non. Vi volevo dire un'altra cosa. Allora, questo è un frescaletto già finito, però io sono abituato che gli faccio l'ultima rifinitura, cioè prendere un rotolo di carta vetrata, come vedete, e ripassare nota per nota, così, delicatamente, e questo serve, questo lavoro qua io lo faccio, serve per fare venire le note belle pulite, in modo che escono limpide, ariose e belle, cioè che quando uno suona si diverte a suonare. Quindi io faccio sempre questo lavoro qua, almeno io, non mi sono mai sbagliato però. Vedete, delicatamente, una per una, così, fino ad arrivare all'ultima nota, poi si gira, che ci sono le altre due, si fa così, deve essere una cosa delicata proprio, perché ormai il frescaletto è fatto, giusto? Una soffiata. Eccolo qua. Scusate, mi faccio un tiro di sigaretta. Allora uno può dire, però voglio sentire il suono. La cosa importante è che il suono. Stai imburchiando due note, tanto per fare capire che suono ha. Mi sembra che c'ha un bel suono, giusto? Vediamo. Ragazzi, signori, chi è che suona il frescaletto sa se è un suono buono o no. Questi sono i frescaletti che faccio io. Se qualcuno è interessato, benissimo. Io sono contento e altrettanto soddisfatto quando qualcuno mi chiede qualcosa di buono. Ciao a tutti e statemi bene. Ciao.